Dalla vecchia San Vitale di None Veneto siamo ai funerali di Walter Moras, uno dei cronisti e della zona più famoso e rinomato in tutto il Veneto orientale. Un giorno triste per i dilettanti oggi perché abbiamo perso una persona molto cara. Siamo qui con Roberto Mamerti, vicepresidente regionale del calcio dilettantistico Veneto. Un tuo ricordo su Walter? Sì, innanzitutto grazie per potermi dare questa possibilità. Un ricordo su Walter è un ricordo che porterò sempre nel cuore, come una figura non solo importante per il calcio, perché il calcio dilettantistico ha bisogno di queste figure e spero tanto che qualcuno possa continuare a fare quello che lui ha dato modo in tutto questo tempo di fare. E il ricordo è semplicissimo di una persona buona, onesta e semplice. È quella semplicità che noi amiamo del calcio dilettantistico, che non è un calcio inferiore, anzi è un calcio che merita tutte le attenzioni possibili. Walter è stato una persona che per molti anni ha dato un contributo enorme e io sono qui solo per poterlo ringraziare per tutto quello che ha fatto per i dilettanti e non solo, anche per lo sport in generale. Come si è capito anche in questa comunità, Walter ha dato tantissimo e tutti lo ricordano molto volentieri. Siamo con Giampaolo Sutta del Chions in ricordo di Walter Moras, un pensiero. Ma diciamo che ho appreso veramente con tristezza la sua dipartita. Avevo cercato come sempre di contattarlo nelle ultime settimane perché lui veniva spesso a Chions o come inviato o come amico e tifoso e purtroppo ho appreso appunto con tristezza la sua mancanza. Diciamo che mi fa piacere essere qui oggi in questo purtroppo funesto giorno perché volevo portare il mio saluto a Walter, che è un amico che ho conosciuto da oltre 40 anni, che siamo sempre stati in buonissimi rapporti, un'amicizia veramente solida, un'amicizia sincera, è un grande competente di sport, un grande appassionato di sport che ha fatto tante belle cose nel mondo dello sport e non solo, e quindi per me oggi è veramente una triste giornata. Siamo con Andrea Demo, ex giocatore della Nose Calcio, ai tempi in cui Walter Moras era presidente. Un tuo ricordo di Walter? Walter diciamo che era il presidente, un personaggio particolare del paese che per quello che posso ricordare io mi ha, come posso dire, scusate l'emozione, cioè il presidente che vedevo alla TV Vulcanici per me era lui, qua alla Nonese, nella nostra piccola realtà. Siamo con Andrea De Carlo, consigliere comunale, nonché ex consigliere della Nose Calcio. Un breve ricordo di Walter. Walter lo ricordiamo tutti qui ad Annone per la sua generosità, innanzitutto dico, per il suo stare a livello sociale sia in ambito sportivo ma non solo, perché molti sanno che lui era l'organizzatore anche delle varie manifestazioni anche sociali, ad esempio la sagra di Giai che per molti anni è stata portata avanti, e poi soprattutto con i giovani. Ecco, questo è un buon ricordo che io ho di lui. Ho fatto anche io sono stato, come hai detto, ho fatto un periodo di segretario anche della Nonese quando lui era presidente per appunto. Una gran persona, una gran bella figura, ecco, questo è il ricordo che lascia in tutti. Siamo con Elia Verardo, è appena terminata la funzione funeraria di Walter Moras. Un tuo ricordo? Walter, è un grande dispiacere essere qua oggi perché abbiamo perso un amico, una persona sempre disponibile, una persona che ci seguiva sia durante le partite, specialmente in Serie D, ma poi il rapporto che abbiamo avuto al di là di quello che era il suo ruolo e quello che era il nostro come società sportiva. Una persona bravissima, una persona sempre disponibile con tutti. Noi avevamo un rapporto
anche al di fuori, cioè per quanto riguardava il lavoro, e lui con noi, con la nostra società, è sempre stato disponibilissimo. Adesso un mio personale ricordo di una persona meravigliosa, schietta, dal carattere deciso ma corretto con tutti quanti, un appassionato di calcio, un appassionato di sport, un appassionato della vita. Di lui avrò sempre un bellissimo ricordo e che ci legherà per sempre. Caro Walter, riposa in pace e niente, buon viaggio.